Il distributore di latte e prodotti agricoli unisce la richiesta di alimenti di qualità alla comodità dell'averli sempre a disposizione, senza restrizioni orarie. L'iniziativa è il punto di partenza verso una maggiore integrazione tra città e campagna, che sostenga la circolazione dei prodotti agricoli delle aziende del territorio. È stato un cammino lungo, diciamo che è un punto d'arrivo e un punto di partenza. Siamo riusciti a mettere un distributore automatico di prodotti di latte e di prodotti aziendali della nostra azienda in un suolo pubblico, aperto 24 ore su 24, quindi disponibile a tutti in qualsiasi momento della giornata. Non avete più scusanti, potete venire in qualsiasi momento, quindi diciamo è la campagna che scende in città, la nostra iniziativa, quella di mantenere il territorio pulito, pascolato e di avere animali sul nostro territorio come è sempre stato. Da giovane che crede nei nostri territori, nella nostra agricoltura e in questa iniziativa. Eh sì, ci crede un po' troppo forse, o ci crede tanto, siamo nati sognatori, quindi per noi questo è una cosa fattibile e stiamo lottando con i denti per poter comunque arrivare o rimanere nei nostri territori. Coldiretti a fianco di questa iniziativa. Certo, Coldiretti in prima linea a sostenere i giovani, che è la cosa più importante per la salvaguardia del territorio, ma non solo, per rilanciare l'economia nel nostro territorio. Il nostro futuro sono i giovani, quindi se puntiamo su di loro e dimostriamo fiducia, vedrete che anche la Liguria troverà il suo spazio nel mondo agricolo. Le amministrazioni, in questo caso di Ne e di Cogorno, sostengono queste iniziative. Siamo molto vicini alle aziende, a tutte le aziende agricole, questa in particolare è un po' un fiore all'occhiello del comune di Ne, cosa particolare, non di minore importanza, condotta anche da una ragazza, da una donna. Noi siamo sicuramente per la filiera corta, per la qualità e cercheremo con la nostra amministrazione di dare una mano dove è possibile. Forse c'è un po' un ritorno delle persone nelle nostre valli. Noi dobbiamo per questo essere presenti, poter far sapere alle aziende di poter contare su di noi e penso anche con le organizzazioni dei contadini da potergli dare una mano in effetti sia per vedere dei finanziamenti sia per poterli sveltire alle pratiche il più possibile e potersi dedicare il più possibile al lavoro dove serve. Ecco.